È scattata alle 7 la zona rossa attorno alla stazione di Padova. Per 60 giorni polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale si divideranno orari e strade tutto attorno, intensificando i controlli come previsto dall'ordinanza del prefetto. Se verranno sorpresi pregiudicati in atteggiamento aggressivo o molesto, verrà applicato il cosiddetto ODA, decreto di allontanamento, e non potranno rientrare nell'area rossa per 48 ore e poi, se necessari, si prevedono altri provvedimenti. Abbiamo appunto predisposto un piano dove continuativamente la zona della stazione e praticamente anche le aree, le vie, no, le limitrofe delimitate, parliamo di una porzione di territorio dove risiedono, quella individuata, 35.000 cittadini, 35.000 persone. Faremo anche dei servizi notturni. Anche se non tutti i frequentatori della stazione sanno esattamente di cosa si tratti, la maggior parte di padovani, studenti e pendolari sono favorevoli. Anche i commercianti sostengono la zona rossa senza allarmismi, respingendo infatti il concetto di emergenza, e parlano piuttosto di prevenzione, anche per proteggere la vocazione turistica della città. Pensiamo che qualsiasi misura di prevenzione che viene presa a tutela dei cittadini è accolta in maniera positiva. Di conseguenza condividiamo il pensiero del prefetto ad avere una stazione sicura, in quanto un biglietto da visita per una città che sta crescendo dal punto di vista soprattutto turistico. Questo non debba suonare come campanello d'allarme, ma bensì deve dare un'immagine che Padova è una città sicura.